Palau, situato in una delle più scenografiche ramificazioni della costa nord-orientale della Sardegna, di fronte alle isole dell'arcipelago della Maddalena, per cui è il punto d'imbarco obbligato. L'origine del suo nome risale al XIV secolo, quando i pescatori del luogo indicavano col termine parago, da cui parao, i punti della costa ritenuti più sicuri e ben riparati dal vento. E da Palau vale la pena visitare i luoghi più rinomati e affascinanti della costa, la maestosa Roccia dell'Orso, una collina granitica modellata nel tempo dalla natura che domina tutto il territorio. Porto Rafael, meta turistica internazionalmente conosciuta, Cala Trana, Porto Pollo con le sue grandi spiagge sabbiose. La spiaggia di Ponente è lunga 3 chilometri e comprende la foce del fiume Liscia, un'oasi ecologica di notevole interesse che include anche l'omonima lunghissima spiaggia. Palau, le sue ricchezze archeologiche, il suo porto turistico, il suo mare, ideale per praticare sport all'aria aperta. Non mancano infatti numerose e prestigiose scuole di vela e surf. Amici, ci troviamo ancora nel mare di Palau, come potete vedere alle nostre spalle, e qui con me c'è l'assessore al turismo Antonio Deiana. Buongiorno Antonio. Buongiorno Laura, benvenuti a Palau e saluto gli amici di Sardegna 1. Allora, grazie intanto per questa accoglienza. Vogliamo raccontare un po' ai nostri amici quali sono le caratteristiche della costa nord-orientale della Sardegna, che è una veramente delle più belle della nostra isola. Le caratteristiche sono più o meno simili, ma non sto parlando a questo punto soltanto di Palau, ma ha una certa affinità, diciamo, tra la costa di Santa Teresa da Capotesta fino a Palau, l'arcipelago della Maddalena, e anche Arzachena con la costa Smeralda. Si tratta delle rocce che hanno similitudini, forme bizzarre dovute agli effetti del vento, della pioggia, delle burrasche di questo stretto di Bonifacio. Voi a Palau avete anche delle bellissime spiagge, in particolare mi riferisco a Porto Pollo e Porto Rafael. Ne parliamo un po'. Sì, sono due belle spiagge, ma in realtà su 25 km noi abbiamo 21 spiagge e spiaggette, perché sono inframmezzate tra scogli e stretti e foci di fiumi, tipo il fiume del Liscia, il fiume di Scopa e così via. La spiaggia del Liscia è la più lunga e segna il confine con il comune di Santa Teresa di Gallura. La zona di Porto Rafael che citavi è una zona particolare perché è stata, diciamo, sviluppata urbanisticamente dal nobile spagnolo Conte Rafael nelle ville di Berlanga, che assieme a degli amici inglesi, insomma, ha sviluppato tutta la nostra costa di Porto Rafael, appunto, dando anche un grande impulso al turismo. Ecco, questo è anche il regno per i surfisti, per chi pratica gli sport acquatici. Certo, noi nella zona di Porto Pollo abbiamo praticamente una piccola penisola, un istmo e 2 golfi, c'è sempre vento, per cui si tratta di 2 golfi molto sicuri da una parte o dall'altra, a seconda che tiri il maestrale o il ponente o lo grecale, ed è paragonata praticamente alla pista nera degli sciatori, diciamo, quindi presenta certe difficoltà ma comunque in sicurezza. E mette alla prova, insomma, l'abilità degli sportivi. Fra l'altro numerose manifestazioni sportive di grande richiamo e di interesse, ce n'è stata una tempo fa in giugno che riguardava i giovani dai 9 ai 16 anni, ripresa da televisioni proprio specifiche nel campo dello sport. Si sono svolte numerose manifestazioni di surf, kitesurf e soprattutto nella zona di Porto Rafael, ma anche di Porto Pollo, e quindi diciamo nel mare della Maddalena c'è il trofeo Formenton, Mario Formenton. Bene, grazie mille. Adesso noi ci spostiamo di poco, andiamo a visitare questo bellissimo ambiente. Nel frattempo ascoltate e guardate questa esibizione del gruppo folk.
Amici, ci troviamo sulla famosissima Roccia dell'Orso e qui ad accoglierci c'è l'assessore all'ambiente di Palau, Luca Fresu. Buongiorno Luca. Buongiorno. Allora iniziamo a raccontare ai nostri amici che ci stanno guardando a casa qual è la storia di questa roccia e come si è formata. Allora, la Roccia dell'Orso rappresenta, oltre ad essere un elemento identificativo, il principale del paesaggio granitico palaese, rappresenta una di quelle delle forme erosive tipiche a carico della roccia principale, che è la roccia granitica. Queste forme in realtà derivano da quella che è un'azione di erosione, di alterazione della roccia, che poi porta alla formazione di forme estremamente particolari. Il primo processo erosivo, nel caso della Roccia dell'Orso, ma di altre forme molto simili, è proprio un'alterazione chimica della roccia che viene effettuata dall'acqua, che attacca, diciamo, le parti più deboli della roccia, intaccandone proprio la compattezza e l'integrità, e questo poi apre la strada a tutti gli altri agenti erosivi di natura meccanica e fisica che continuano il processo erosivo. Queste forme erosive prendono il nome di tafone, che in realtà è il termine corso, mentre invece il termine gallurese utilizzato proprio per indicare questa forma erosiva è il termine conchi, e caratterizzano, come potete vedere anche attorno, quello che è il paesaggio granitico o gallurese. E la peculiarità di queste forme erosive è che spesso producono delle forme veramente bizzarre, in cui la fantasia dell'uomo poi può veramente sbizzarrirsi per riconoscere forme animali, come il caso della Roccia dell'Orso, o anche personaggi fiabeschi. Ecco, in questo ambiente però ci sono anche degli altri punti di eccellenza dal punto di vista naturalistico. Mi riferisco per esempio all'oasi della foce del fiume Liscia. Sicuramente anche la foce del fiume Liscia, con il complesso dunario e le spiagge di Porto Puddo e Porto Liscia, rappresentano una degli angoli del territorio di maggior valenza sia ambientale che naturalistica. In corrispondenza proprio della spiaggia di Porto Liscia vi è la foce del fiume Liscia, che è il principale fiume della Gallura, che si origina nelle pendici settentrionali del Monte Limbarra, e dopo un percorso di circa 80 km sfocia proprio in corrispondenza della spiaggia di Porto Liscia tra il comune di Palau e quello di Santa Teresa. In realtà infatti la foce indica proprio anche il confine amministrativo tra i due territori, di fronte proprio al Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, quindi in un contesto ambientale di grande suggestione e bellezza. E quindi flora e fauna particolari da tutelare. Sicuramente sì, anche perché in questa unità territoriale riconosciamo quelli che sono tutti gli habitat caratteristici dell'ambiente litorale, quindi abbiamo il sistema di spiagge, i sistemi dunari e la zona umida di retrospiaggia, che sicuramente rappresenta, come tutte le zone umide di transizione tra l'ambiente terrestre e l'ambiente marino, un ambiente di grande varietà biologica, sia dal punto di vista vegetazionale che faunistico. Il litorale di Palau è interessato anche dalla costruzione di alcune fortificazioni, in particolare ricordiamo quella di Altura e quella del promontorio di Capodorso. Sì, sono due fortificazioni del 1800 ed erano appunto delle fortificazioni che servivano per controllare il passaggio delle navi nemiche nell'attraversamento delle bocche di Bonifacio. Quella di Monte Altura dalla parte occidentale, quella di Capodorso invece controllava il passaggio all'interno delle bocche nella parte orientale. La caratteristica di queste fortificazioni è che sono state costruite utilizzando quella che era la pietra che caratterizzava dominante del nostro territorio, per cui risultano anche perfettamente integrate dal punto di vista architettonico e paesaggistico nel contesto naturale e ambientale in cui si trovano. Bene, grazie mille Luca. Adesso amici noi ci spostiamo, andiamo al porticciolo turistico perché c'è una signora che sta preparando per noi un'ottima ricetta. Amici, adesso parliamo di una ricetta tipica della Gallura che abbiamo incontrato anche in altri paesi, ma che talvolta acquista delle specificità a seconda del luogo nel quale viene preparata. Lo facciamo con Andrea. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Andrea, che è un cuoco. Allora ci racconti tutto sulla zuppa gallurese della zona di Palau e dintorni. Noi qui la zuppa la facciamo con pochi ingredienti, come è la sua propria tradizione. Il pane tagliato a fette abbastanza sottili, due tipi di formaggio, il formaggio fresco si chiama caju spiattato qua nelle nostre zone, sì. Poi un formaggio stagionato che è condito con del prezzemolo e con questa spezia che si chiama saporita.
e poi si utilizza un buon brodo di pecora per terminare il piatto, insomma. Ecco, quindi voi fate il brodo con la carne di pecora, quindi Sì. anche con un po' di pomodoro. Sì, beh, ci sono degli ingredienti che sono il pomodoro, prezzemolo, qualche cipolla, uno spicchio d'aglio. Ecco, raccontiamo un po' come si prepara e facciamolo anche vedere ai nostri amici a casa. Si fanno degli strati di pane, è molto semplice, si fanno degli strati di pane così, messi proprio bene in piano, così, tutta la parte della teglia. Prima si utilizzavano delle tipo lavamano, così, che dopo venivano messi nel forno a legna. Adesso insomma abbiamo altre comodità. Quando si fa uno strato così si mette del formaggio così bene, tutta la sezione del pane, poi si fa uno strato di formaggio fresco. Questo formaggio che poi messo nel forno filerà. Sì, questo filerà, sì, questo fa diventare la zuppa, diciamo, la zuppa acquata omogenea, non c'era più la distinzione tra il pane e il formaggio, diventa un tutt'uno. Ecco, questo qua così, uno strato, poi si fa ancora uno strato di pane, così si fa. È molto semplice come piatto, non è molto complicato, si può fare benissimo anche se si è inesperti. Ecco, adesso io faccio un po' veloce così. Sì, perché i tempi sono Sì, questi. ecco. Perfetto. Una volta che si fa questo secondo strato, si condisce nuovamente con il formaggio, così. Ecco. Il formaggio abbiamo detto che è stato condito con la saporita, col prezzemolo. E poi il brodo, posso Ancora. mettercelo io il brodo? Prego, ancora, aspetta un attimo, lo terminiamo così, proprio si vede la ricetta completa e a casa possono proprio ripeterla uguale come l'abbiamo fatta noi. Certo, anche Chi non perché la- ripetiamo che è una ricetta semplice, Sì, perché sì, poi sì. tutto questo va messo nel forno, A questo punto si deve irrorare. irrorare di brodo finché tutto viene a essere, il brodo viene a essere assorbito e diventa una compatta, è ben bagnato, tutto il pane deve essere ben bagnato, che non ci devono essere pezzi di pane che rimangono asciutti. Si mette in forno È un piatto antico questo. Questo è molto antico e prima si utilizzava solamente in occasione di nozze, di matrimoni, era proprio il piatto degli sposi questo qua. Adesso insomma, si mangia più spesso, però anticamente era proprio, si faceva in occasione di questa festa dei matrimoni e era un piatto nobile della cucina gallurese, insomma. Ecco. Bene amici, adesso quello che state vedendo è la nostra zuppa gallurese, una volta tolta dal forno, per ragioni di tempi naturalmente Sì. l'abbiamo dovuta far vedere così. Grazie mille Andrea. Ciao, arrivederci.